Il rinvio della riforma intercettazione, cioè della funzionalità dei sistemi di intercettazioni, ma anche e soprattutto misure urgenti per l'ordinamento penitenziario, cioè il tema scarcerazioni. E ripartiamo da qui nel servizio di Francesco Maisano. La magistratura è autonoma e indipendente e non c'è governo che possa influenzare le decisioni dei giudici di sorveglianza. Il ministro della Giustizia Bonafede replica a quanti hanno polemizzato dopo alcune scarcerazioni di detenuti in regime di 41 bis, come quella di Pasquale Zagaria, condannato definitivamente a 20 anni. La Costituzione non lascia spazio ad ipotesi in cui la circolare di un direttore generale, di un dipartimento, di un ministero possa dettare la decisione di un magistrato. Il messaggio per cui il governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante, è totalmente e inequivocabilmente falso. Ma la risposta di Bonafede è arrivata anche con la nomina a vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del magistrato antimafia Roberto Tartaglia e con un articolo inserito nel decreto che sarà approvato stasera in Consiglio dei Ministri che introduce il parere della procura competente per le scarcerazioni. Nei casi di 41 bis sarà necessario chiedere anche per la detenzione domiciliare l'autorizzazione del procuratore nazionale antimafia. Non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza, chiarisce Bonafede, ma di un modo per dare un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto. Grazie Presidente. Riunione in teleconferenza Governo Regioni, boccia da